Buongiorno e benvenuti a Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta. Apriamo con la cronaca: strade insanguinate nel Vicentino con diversi incidenti stradali con feriti nelle ultime 24 ore. L'ultimo questa mattina, poco prima delle 5 a Costa Bissara, ha coinvolto 2 giovani trasportati in ospedale in condizioni critiche. 2 gravi incidenti nelle ultime 24 ore, il cui bilancio è di 5 feriti. L'ultimo stamattina all'alba a Costa Bissara, con 2 giovani feriti portati in ospedale in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'auto a bordo della quale viaggiavano i 2 ventenni, per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, sarebbe andata ad impattare contro un ponticello. Sul posto immediato l'intervento dei soccorritori del SUEM. I 2 giovani sono stati trasportati al San Bortolo. L'altro incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri ad Agugliaro, che ha coinvolto 2 auto con un bilancio di 3 feriti, uno dei quali trasportato in ospedale in condizioni critiche. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco partiti dal distaccamento di Lonigo, che hanno soccorso gli occupanti dei veicoli coinvolti estraendoli dalle lamiere, uno dei quali in stato di incoscienza, consegnandoli alle cure dei sanitari del SUEM, che hanno provveduto all'ospedalizzazione degli infortunati. Estinto anche un principio di incendio che si stava sviluppando a seguito dell'impatto. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi necessari. Resta ricoverato in gravissime condizioni il 21enne di Treviso, investito da un'auto mentre stava attraversando la strada in via 13 aprile a Spineda di Riese Pio X la vigilia di Natale. La prognosi è riservata. Il giovane, corriere per una ditta terzista delle poste, aveva appena effettuato una consegna e stava uscendo da un locale quando è stato travolto dalla Mercedes classe A guidata da una 44enne di origini straniere residente a Mussolente. L'urto ha provocato un volo di diversi metri, con il 21enne che ha riportato un fortissimo trauma cranico. Sembra acclarato che il giovane stesse attraversando sulle strisce pedonali al momento dell'impatto. Aperto un fascicolo per lesioni stradali gravissime, si indaga sulla velocità dell'auto o su una possibile distrazione. Negativi i test somministrati alla guidatrice, a partire da quello sul tasso alcolemico. Le indagini sono condotte dal nucleo radiomobile di Castelfranco accanto allo Spisal. Si tratta infatti di un incidente sia stradale che sul lavoro, l'ennesimo di una lunga lista in questo 2025. E a proposito di sicurezza stradale, Sovizio investe i 90.000 euro che derivano dalle multe stradali per misure di prevenzione sul territorio in tema di sicurezza stradale. 90.000 euro che saranno reinvestiti sul territorio comunale per rafforzare la sicurezza stradale, migliorare la segnaletica e potenziare le attività di controllo. La Giunta Comunale di Sovizio ha approvato la delibera relativa alla destinazione del 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada per l'anno 2026. I fondi derivano dai proventi delle sanzioni al codice della strada incassati dall'Unione dei Comuni Terre del Retrone, di cui Sovizio fa parte insieme ad Altavilla Vicentina e Creazzo, e successivamente riversati al Comune nel rispetto degli obblighi normativi. Risorse che derivano dalle sanzioni che si traducono in benefici per la comunità. L'importo complessivo si aggira intorno ai 90.000 euro. Una parte sarà destinata alla manutenzione e al miglioramento della segnaletica stradale, rifacendo i cartelli obsoleti o danneggianti e inserendone nuovi nei punti critici. Un'altra quota importante è la partecipazione all'Unione dei Comuni per il servizio di polizia locale. L'ultima parte andrà ad aiutare le quote già previste per il miglioramento fisico e strutturale per la sicurezza stradale di vie e di piazze. Allerta lupo alle porte di Treviso dopo il ritrovamento di 2 caprette sbranate in via Oston a Paese. Dal comune l'appello a tenere gli animali domestici in casa nelle ore notturne. I carabinieri forestali stanno eseguendo tutte le verifiche del caso. Nell'arco di 3 settimane, un mese, abbiamo avuto 2 attacchi a queste caprette e niente, è successo che praticamente si pensa fortemente, con prove anche fotografiche, che siano dei lupi, almeno 2 lupi. È più di un sospetto quello dei residenti di via Oston, strada tra i campi poco distante dal centro di Paese, tanto da aver convinto lo stesso comune a diramare tramite i propri canali un'allerta alla popolazione, quella di non tenere animali liberi durante la notte. I carabinieri forestali stanno facendo tutti i monitoraggi del caso, aggiunge il sindaco Katia Uberti. L'agguato all'interno di questa recinzione, 2 le caprette sbranate, ma appunto non si tratterebbe di un singolo episodio.
lupo. Gli stessi proprietari preferiscono rimandare alle istituzioni che per il momento parlano di canidi, ricomprendendo nell'espressione, oltre ai lupi, cani, sciacalli, le stesse volpi. Ma la ferita al collo e lo stato in cui sono state trovate le carcasse lascerebbero poco spazio ai dubbi. Difficile possa essere un predatore di piccola taglia e poi appunto ci sarebbero delle immagini acquisite dai carabinieri forestali. Il fatto è che alle porte di Treviso potrebbe essere arrivato il lupo, c'è un sospetto, insomma più di un sospetto. Potrebbe essere arrivato il lupo, magari arrivando giù periodo del freddo, così è arrivato giù. Da via Oston, in una giornata tersa, le montagne sembrano ancora più vicine, magari i lupi hanno seguito delle greggi. In attesa di una conferma che di per sé sarebbe abbastanza clamorosa, visto il luogo, serpeggia della preoccupazione. È una cosa un po' inaspettata, quindi siamo un po' attenti, soprattutto abbiamo saputo della situazione che è successa qui, sì, devo dire, un pochino sì. Quindi adesso i cani dentro casa li tenete dentro? Li teniamo dentro, soprattutto di notte, a parte che sempre tenuta dentro, ora molto di più. Incendio questa mattina in via Caltana, in località Sant'Andrea di Campodarsego. Le fiamme hanno interessato un appartamento con all'interno 3 persone situato al piano terra di una palazzina a 3 piani. In via precauzionale sono state evacuate le 20 persone presenti nel palazzo, tra cui 3 minori. 2 bambini sono rimasti lievemente intossicati e trasportati all'ospedale per accertamenti. Sul posto i sanitari del SUAM e i vigili del fuoco giunti dalla centrale di Padova e dal distaccamento volontario di Borgo Rico con 2 autopompe, un'autobotte e un'autoscala per un totale di 4 mezzi e 14 operatori che hanno spento le fiamme e prestato assistenza ai residenti durante l'evacuazione. Sul posto anche i carabinieri e il sindaco. Non si ferma la scia di furti nell'Interland vicentino. Stavolta i delinquenti hanno colpito a Creazzo, depredando appartamenti e rubando anche i regali di Natale. È accaduto l'antivigilia di Natale nella prima serata. I ladri veri e propri acrobati si sono arrampicati in un condominio di via Marinai d'Italia a Creazzo, forzando finestre e porte per entrare in un paio di appartamenti. Una volta dentro hanno rovistato ovunque, armadi svuotati, cassetti aperti, stanze sottosopra. In almeno una casa i malviventi hanno rubato i regali di Natale, alcuni scartandoli per valutarne il contenuto e decidere cosa portare via. Il bottino è fatto soprattutto di gioielli e oggetti di valore. A rientro i proprietari hanno trovato le abitazioni devastate e hanno subito dato l'allarme ai carabinieri per la denuncia di rito. Una terza abitazione è stata presa di mira sempre nel comune di Creazzo. Nelle scorse notti, nello stesso territorio, un tentativo di furto era stato sventato. È il segnale di una presenza insistente e organizzata dei predoni notturni. I residenti parlano di paura e chiedono maggiore attenzione, soprattutto nelle ore serali, quando molte famiglie sono fuori casa. Tutti i colpi sono stati denunciati alle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini e stanno raccogliendo elementi utili anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza private e comunali. L'appello con in testa la sindaca Carmela Maresca è alla massima prudenza e a segnalare movimenti sospetti. E a Spinea i carabinieri hanno eseguito una misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con divieto di comunicazione e applicazione del braccialetto elettronico a carico di un 42enne italiano accusato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. Il provvedimento è l'epilogo di un'indagine scaturita a settembre. Gli elementi raccolti hanno permesso di ricostruire le condotte persecutorie tenute da luglio dal 42enne, che avrebbe effettuato nei confronti della vittima numerose telefonate, anche a distanza di pochi secondi l'una dall'altra. Si sarebbe presentato più volte sotto casa della vittima, suonando il campanello anche di notte, e in un'occasione l'avrebbe seguita presso il luogo di lavoro e lungo la strada. Comportamenti che avrebbero costretto la donna, preda di un perdurante stato d'ansia e del fondato timore per la propria incolumità, a cambiare le proprie abitudini di vita. Questo fino all'intervento dei carabinieri. Ancora ladri in azione durante queste festività. Siamo a Montebelluna e dall'Associazione Controllo di Vicinato il Vademecum per proteggere le proprie abitazioni.
Montebelluna, via Cordevole, il giorno della vigilia di Natale, sono le 18:30, una telecamera inquadra all'interno di uno spiazzo condominiale. Compare un uomo che si avvicina ad un'auto parcheggiata, si ferma, in strada sta passando una vettura. Una volta che questa si è allontanata, lui riprende ad avvicinarsi, apre lo sportello ed entra nell'abitacolo. Passano alcuni secondi, l'uomo esce ed ecco che nell'inquadratura entra una seconda figura, i due si dirigono verso altre 2 auto parcheggiate. I ladri non si fermano nemmeno durante le festività, complici case lasciate vuote dai proprietari in vacanza o in visita a parenti. Diverse le segnalazioni da San Biagio di Callalta nel giorno dell'antivigilia con sistema d'allarme disinstallato e contatore messo fuori uso, a Valdobbiadene fino a via Casaria, Biancade, con i malviventi entrati in un'abitazione disabitata. Ormai si sa come questo sia uno dei periodi dell'anno preferiti dai ladri per mettere a segno i propri colpi. Per questo l'associazione Controllo di Vicinato ha distribuito un vademecum con alcuni consigli per proteggere le proprie abitazioni. Se per esempio siamo assenti per più giorni, contattare i vicini perché ritirino loro eventuali pacchi o la posta lasciata nella nostra cassetta. Se siamo assenti per qualche ora, lasciare comunque accese le luminarie, ovviamente facendo attenzione alla qualità di quelle che lasciamo accese per evitare altri rischi più gravi in merito a cortocircuiti. Utilizzare nei giardini e davanti alle porte delle luci crepuscolari che si accendono automaticamente al tramonto o ancora meglio luci che si accendono quando una persona si avvicina. Un occhio di riguardo poi per i vicini più anziani soli. Diamogli il nostro contatto perché ci possano chiamare immediatamente se hanno problemi. Diamo un'occhiata anche alla loro casa, facciamogli sentire che c'è qualcuno che ha a cuore la loro sicurezza a cui si possono rivolgere se ne hanno bisogno. Si svolgeranno martedì alle 10 nella chiesa dell'Immacolata a Treviso i funerali di Elio Renosto, anima della Democrazia Cristiana trevigiana, accanto al fratello Antonio e all'intera famiglia. Renosto è morto all'età di 96 anni all'ospedale Cafoncello. Dalle immagini che vedete un'intervista concessa al nostro Lucio Zanato per la trasmissione della Nostra Storia nel novembre del 2019. Renosto raccontava di quello che aveva rappresentato la DC per la Marca, delle correnti dell'Italia del dopoguerra. Nell'intervista avete visto accanto al nipote Enrico, testimone del bombardamento di Treviso il 7 aprile 1944. Renosto interpretava la politica come servizio sociale per il popolo. Ed ora ripercorriamo una vicenda che ci porta indietro di qualche decennio. Aveva 19 anni ed era un carabiniere ausiliario. Quel 24 dicembre del 1982 il destino di Sergio Faccine si incrociò con quello del maresciallo Roberto Tuzzato, comandante della stazione dei carabinieri di Campo San Piero, che morì in quel tardo pomeriggio di 43 anni fa. Sentite questa testimonianza. Sono passati 43 anni da quel tardo pomeriggio della vigilia di Natale del 1982, in cui il maresciallo Roberto Tuzzato, comandante della stazione dei carabinieri di Campo San Piero, perse la vita in un conflitto a fuoco con i banditi a San Giorgio delle Pertiche. Una ferita per l'arma e per chi quel giorno era in servizio accanto a lui. Rete Veneta, a distanza di così tanti anni, ha raccolto una testimonianza inedita e straordinaria di quel tragico pomeriggio. È quella dello scledense Sergio Faccin, oggi 62enne. Avevo 19 anni ed ero carabiniere ausiliario in servizio alla stazione di Campo San Piero. Quel 24 dicembre ero di pattuglia sulla radiomobile e dovevo smontare dal servizio in tarda serata. Mancava poco alla fine del servizio, circa mezz'ora, e quando dalla radio, via radio, ci comunicarono dalla caserma di rientrare perché il maresciallo Tuzzato, comandante della stazione, aveva delle comunicazioni. Quando scesi dalla Gazzella, il maresciallo mi diede il foglio di licenza ordinaria e mi disse: Sergio, vai a casa e passa il Natale con i tuoi e adesso esco io a concludere il turno di pattuglia. Non appena Faccin arriva a casa non ha nemmeno il tempo di salutare i suoi che squilla il telefono. Sono il capitano Verri, comandante della compagnia di Cittadella,
parlo con il carabiniere Faccin. Io risposi sì e con tono molto grave mi disse di rientrare urgentemente. Quando Faccin arriva a Campo San Piero comprende subito. Entrai e i miei colleghi mi dissero che il maresciallo Roberto Tuzzato era morto in uno scontro a fuoco con dei banditi che stavano facendo una rapina a un distributore di San Giorgio delle Pertiche. Faccin è sconvolto dalla notizia della morte di Tuzzato. Per l'affetto che provavo nei confronti del maresciallo e al pensiero che un'ora prima ero io seduto da gazzella al posto del maresciallo. Ogni vigilia di Natale non riesco a pensare con stima e gratitudine al maresciallo Roberto Tuzzato, un grande carabiniere che ha onorato e servito il suo paese, persona da prendere d'esempio. Noi voltiamo pagina, iniziamo a parlare dei festeggiamenti di Capodanno, ma più che parlare di feste, per parlare dei rischi che possono celarsi dietro alcune iniziative, per esempio, e ci colleghiamo adesso a Mestre con Anna Maria Parisi, quello che riguarda le feste non autorizzate, feste abusive, contro le quali hanno puntato il dito gli esercenti. Anna Maria. Sì, così, buongiorno Filippo e buongiorno anche ai nostri telespettatori e telespettatrici. Ci troviamo in diretta con la parte tecnica di Simone Merlo in Piazza Ferretto, nel cuore pulsante di Mestre, dove gli esercenti, ma non soltanto da qui, quelli di tutta la provincia di Venezia, lanciano l'allarme per il rischio feste abusive per il Capodanno. Capodanno dunque sotto la lente, sotto osservazione per il rischio, dicevamo, feste abusive e locali non in regola. A lanciare l'allarme nello specifico è il SILB, il Sindacato Italiano dei Locali da Ballo, con il presidente per la sezione di Venezia, Franco Polato, che segnala strutture a rischio sicurezza, eventi organizzati senza autorizzazione e spazi non idonei ad accogliere flussi di numerose persone. Allora sentiamo direttamente da lui le sue preoccupazioni, le preoccupazioni del portavoce dei locali da ballo e delle strutture della provincia di Venezia, Franco Polato, del SILB Venezia, e poi nuovamente linea a te Filippo. Abbiamo già delle notizie che ci dicono appunto che si stanno organizzando dei capodanni abusivi, per cui questo è il periodo del fiorire di queste feste private, senza regole, senza nessuna tutela, senza nessuna norma di sicurezza, per cui grossa attenzione a chi deciderà di andare a passare l'ultimo dell'anno in locali dove la sicurezza non viene tenuta in considerazione. Il rapporto pubblico-privato, quindi il rapporto con le forze, con tutte le istituzioni, le forze dell'ordine, soprattutto nel territorio, è ben consolidato, quindi quando a noi arrivano delle notizie, delle segnalazioni, noi prontamente giriamo alle forze dell'ordine preposte al controllo dell'ordine pubblico queste segnalazioni e poi loro chiaramente faranno i loro accertamenti. Sì, assolutamente. Il rapporto diciamo nel territorio tra pubblico e privato con le istituzioni direi è molto molto buono e viene rafforzato ogni anno perché la collaborazione si costruisce giorno per giorno. È stato un Natale sotto stress per il pronto soccorso della Marca Trevigiana, picco di 380 persone solo a Cafoncello, con il record di codici bianchi e tempi di attesa medi fra le 5 e le 6 ore. Sono stati poi oltre 200 il giorno dopo. Chiedo ai trevigiani, ha detto il direttore generale della ULSS Francesco Benazzi, di tenere duro. A luglio saranno operative le case di comunità.
I codici bianchi purtroppo sono ormai il 75% dei codici che arrivano in pronto soccorso. Abbiamo avuto un picco di 380 persone, la media giornaliera è di 230-240, ma quando è un afflusso forte, ecco, purtroppo questi periodi pre-vigilia e vigilia e soprattutto anche oggi a Santo Stefano, già alle 11 abbiamo 210 persone. È di fatto dai tempi duri del Covid che il pronto soccorso del Cafoncello non registrava numeri così alti, e questo per una concomitanza di fattori. L'influenza è partita, lo sappiamo, l'avevamo detto, a Natale iniziava in modo pesante con un picco a gennaio, a metà gennaio. Chiaramente l'influenza, ma soprattutto dopo magari anche qualche eccesso di cibo legato appunto giustamente al Natale e poi ovviamente altri disturbi che dove non c'è il medico di famiglia magari la gente preferisce arrivare in pronto soccorso. Solo per la cronaca, natali malori causa buffate che hanno richiesto l'intervento del SU M118 sono stati ben 25, cifre record che incidono nella catena dell'emergenza urgenza. Capite che effettivamente i codici bianchi dovranno aspettare quelle 5-6 ore, ci scusiamo, ma è così, il personale fa di tutto, che lo ringrazio con grandi difficoltà, però i tempi tecnici sono questi. C'è un limite strutturale legato anche al fatto che più di queste persone, medici e infermieri e OSS che mettiamo in campo, accessi di questo tipo sono fuori norma. Più in generale con le feste è boom di accessi diretti, ovvero senza il filtro del medico di famiglia, un fenomeno cresciuto di anno in anno, con il direttore generale che vede però all'orizzonte una soluzione: le case della comunità. 9 su 16 saranno pronte entro febbraio, ma tutte saranno operative per luglio, come indicato peraltro dal PNRR. Secondo Benazzi, un passaggio quasi storico per la medicina del territorio. Il medico di guardia assistenziale è da solo, di continuità assistenziale è da solo, non ha nessun tipo di strumento. Con le case di comunità avrà a disposizione tecnologia, quindi avrà a disposizione la possibilità di fare un RX, la possibilità di fare un'ecografia o di fare degli esami del sangue. Questo fa la differenza. Teniamo duro, lo dico a tutti i cittadini, a fine giugno avremo le case di comunità e soprattutto avremo la possibilità di dare ai giovani medici, se sono giovani medici, la continuità assistenziale, la possibilità di utilizzare tecnologie, e questo fa un discrimine vero. Da Treviso ci spostiamo a Padova perché dopo le ripetute spaccate ai danni di negozi e ristoranti, i commercianti del centro città chiedono finanziamenti a fondo perduto per installare sistemi di allarme e più controlli. Per noi c'è in diretta dal centro di Padova Federico Fusetti con la collaborazione tecnica di Cristian Roccagliente. Sì, buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori, siamo sull'Iston, zona pedonale di Padova, alle nostre spalle, avanti poche centinaia di metri, le ultime spaccate in ordine di tempo che abbiamo seguito anche noi con nei nostri telegiornali, e insomma c'è una situazione un po' di preoccupazione da parte dei commercianti. Chiedo conferma a Nicola Rossi, presidente di Confesercenti. La prima domanda che le faccio, buongiorno, è proprio questa: siete preoccupati? Una certa preoccupazione sicuramente c'è, la sicurezza è un fattore fondamentale. Il fattore fondamentale in una città soprattutto come Padova, una città a forte vocazione turistica, è una città d'arte, per cui ha bisogno di elementi di certezza. Ecco, avete lanciato una serie di proposte, in particolare questa ci ha un po' colpito, cioè la necessità di sistemi d'allarme che siano di ultima generazione, quindi anche più costosi, e perché no, insomma, l'idea che possano arrivare anche dei finanziamenti per aiutare i commercianti, anche perché questo garantirebbe alla fine più sicurezza alla città. Certo, il problema è sicuramente quello di avere una sicurezza diffusa, se vogliamo, aumentare i sistemi di videosorveglianza, aumentare i sistemi di intercettare prima che succeda il reato è fondamentale. Noi abbiamo esperienza nel passato di vari progetti fatti proprio di copertura con telecamere, di sistemi di allarme, e abbiamo visto che l'intervento pubblico-privato, ovvero da una parte c'è il privato che deve entrare nelle spese,
è un intervento pubblico che aiuti il privato a sostenere costi che servono a se stesso sicuramente, ma anche per una sicurezza e anche un senso di sicurezza più diffuso. Naturalmente nel fattore sicurezza entrano tanti fattori, se vogliamo, sicuramente il presidio del territorio, sicuramente però anche la certezza della pena che oggi francamente sentiamo un po'. Chiaramente la questione è molto complessa perché è un problema giuridico, un problema legislativo, è un problema di attuazione e applicazione delle leggi, però dobbiamo arrivare ad avere una certezza della pena che noi abbiamo da un lato polizia, carabinieri, forze dell'ordine che fanno il massimo, arrestano, però poi sistematicamente sentiamo dei rilasci e questo crea un altro senso di insicurezza. Ultima questione, quella delle zone rosse, siete favorevoli? Ma io personalmente assolutamente sì, cioè zona rossa cosa vuol dire? Vuol dire che un pregiudicato che si trova in una zona rossa in un particolare momento, se viene fermato, può essere allontanato. Questo non vale per le persone incensurate, cioè, per cui non vedo sostanzialmente, mi sembra un provvedimento che finora mi sembra che ha anche funzionato. Assolutamente nulla in contrario. Il commercio sta funzionando, quindi insomma ci salutiamo con un centro storico pieno di gente, quindi è per i commercianti un periodo buono. Sì, è un periodo buono, il periodo natalizio. Quest'anno in particolare il Natale si sta rivelando foriero di buone attese, per cui queste giornate, soprattutto nel campo alimentare, si sono rivelate interessanti e siamo fiduciosi, speriamo anche un 2026 con segni positivi. Grazie a Nicola Rossi, Presidente di Confesercenti. Filippo, io e Cristian Roccaiende ti restituiamo la linea. Enrico Fusetti, dunque se a Padova a preoccupare sono le spaccate ai danni di negozi e ristoranti, a Bassano del Grappa l'ultimo allarme in ordine di tempo riguarda il vandalismo, in particolare un atto vandalico di straordinaria gravità che si è verificato in Viale dei Martiri, ma ci racconta tutto in collegamento in diretta Vanessa Banzato. Buongiorno. Buongiorno a te Filippo e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, un atto vandalico gravissimo, quello che è avvenuto la notte tra Natale e Santo Stefano. Ci troviamo, come hai detto poco fa anche tu, in Viale dei Martiri, dove 3 croci da altrettanti alberi sono state strappate e gettate tra le aiuole, un vero e proprio sfregio alla memoria, al ricordo di quei giovani che il 26 settembre del 1944 vennero impiccati a queste piante e vennero esposti al pubblico ludibrio, lasciati per giorni proprio sotto gli occhi delle persone. Ricordo i bambini venivano accompagnati proprio lungo questo viale in quel 1944, settembre del 44 tremendo, a guardare cosa era stato fatto. È stata una pagina drammatica della storia di Bassano del Grappa. Con me la presidente dell'associazione 26 settembre 1944 Vittorio Andolfatto, Gilda Nicolini. Un atto oltraggioso, non si può definire altrimenti questo atto vandalico. Certo, è un atto, è un'offesa prima di tutto alla coscienza civica della città, medaglia d'oro al valor militare proprio per il ruolo che hanno avuto cittadini e cittadine di questo territorio nella guerra di resistenza, e che tenta di indebolire il filo che lega la memoria al presente, il passato al presente. Nostro compito, il compito di tutti i cittadini e le cittadine democratiche, al di là dell'appartenenza, perché l'unica appartenenza che conta in questi casi è ai valori democratici, al di là dell'appartenenza è compito di tutti mantenere il più possibile vivo questo filo, perché
la nostra democrazia lì nasce, lì si fonda e da lì si può alimentare, e quindi è davvero il compito di tutti noi di continuare, di custodire la memoria in tutti i modi possibili. Tra l'altro voi proprio domani avete già organizzato un momento di riflessione proprio in questo viale. Sì, le tre associazioni, la 26 settembre 1944, Vittorio Andolfato, l'AVL e l'AMPI insieme promuovono, invitano tutti i cittadini e le cittadine a passare di qua domani, domenica, tra le 16 e le 17 e depositare un fiore ai piedi di questi tre lecci oltraggiati, come segno che noi non ci stiamo, che noi faremo il possibile dai piccoli gesti simbolici all'attività di confronto, di dialogo con tutti, perché la memoria non sia cancellata, perché la memoria è un patrimonio comune, è il fondamento della nostra comunità e va custodita insieme da tutti. Al proposito è stato realizzato dalla collega Francesca Bozza proprio un servizio in cui si è sentito anche il parere del sindaco, che è sdegnato per quanto accaduto. Allora chiedo alla regia di lanciare il servizio. Vedere che della gente si diverte la sera di Natale togliendo delle croci e scaraventandole per terra anche con una certa cattiveria, perché sono state anche rovinate. Cioè, mi chiedo veramente dove stia arrivando la nostra società, perché per arrivare a fare delle geste del genere bisogna essere dei folli, senza un minimo di coscienza e senza avere anche un minimo di rispetto per quella che è la storia del nostro paese. L'indignazione del sindaco Finco è la stessa dei suoi concittadini quando hanno scoperto l'atto vandalico in Viale dei Martiri. A finire nel mirino 3 delle croci che ricordano il sacrificio dei partigiani uccisi dai nazifascisti il 26 settembre 1944. A scoprire l'accaduto intorno alle 7 un passante che ha immediatamente avvertito Finco, che a sua volta ha inviato sul posto una pattuglia della polizia locale. Un atto vile, vergognoso, perché è un luogo simbolo del sacrificio dei martiri del Grappa, è un luogo che rappresenta la storia della nostra città. Indagini in corso della polizia locale e della questura, saranno visionate le immagini delle telecamere della zona, ma il primo cittadino di Bassano è quasi certo chi siano i responsabili. Sono sicuro che questi siano i soliti gruppi di maranza che, non avendo altro da fare, si divertono a creare dei danni simili. Mi chiedo dove sta arrivando anche una fetta della nostra società. Cioè, se oggi per divertirsi bisogna scaraventare delle croci in giro per le aiuole di una città, creare dei danni. Il comune, aggiunge Finco, è pronto a costituirsi parte civile per tutelare l'immagine della città e la memoria di chi ha dato la vita per la nostra libertà. Se i responsabili, come ha convinto il sindaco, sono giovanissimi, ha già in mente cosa fare per far capire loro la gravità del gesto compiuto. Siccome noi ogni anno ovviamente ricordiamo questo importante fatto, il 26 settembre, quindi sicuramente il prossimo anno li farei sfilare in prima fila, così almeno avranno modo di rendersi conto di quello che hanno fatto. Ecco, abbiamo sentito il sindaco che appunto esprime il suo sdegno più completo per quanto accaduto. Lui pensa che siano giovanissimi ad aver realizzato questi atti vandalici, e poi appunto dice tra i possibili modi per far capire a questi giovani la gravità del gesto compiuto, si potrebbero far sfilare proprio quel giorno, quel 26 settembre, in ricordo dell'eccidio, far sfilare in prima linea per capire concretamente cosa significa questa data. Io però farei un passo in più, perché anche se sono giovanissimi basta parlare di ragazzate, non si può più parlare di ragazzate quando si arriva a compiere questi gesti. Sono assolutamente d'accordo. Che questo gesto abbia una matrice politica esplicita o che sia semplicemente il frutto userò anch'io sta parola per il momento perché viene più facile, di ragazzate, questo non toglie nulla alla gravità del fatto. Non ha più senso parlare di ragazzate, perché comunque registrano un deficit di educazione civica della quale siamo responsabili
tutti noi, non solo le scuole. L'educazione civica non può essere ridotta ad un monte ore che le scuole devono svolgere, ma è il compito che tutti i cittadini e le cittadine democratiche hanno nei confronti di tutti gli altri. Le nostre associazioni in questo senso sono attive, in questo senso lavorano. E dunque non lo so se può essere una punizione, tra virgolette, più o meno adeguata. Quello che noi crediamo è che sia necessario ragionare con tutti, anche con questi giovanissimi, se di giovanissimi dovesse trattarsi, proprio perché solo dal dialogo e dalla conoscenza e dallo studio della fatica si costruisce un sapere che dà vita alla convivenza civile. Questo deve essere il nostro obiettivo. E quindi adesso, come anche appunto abbiamo sentito dal servizio di Francesca Bozza, grazie alle telecamere della videosorveglianza stanno lavorando sia gli agenti della polizia locale che il commissariato per cercare di risalire agli autori di questo gesto terribile e quindi si riuscirà, si spera, a capire chi è stato la notte di Natale, tra Natale e Santo Stefano, a compiere questo atto che poi, ti rubo ancora un secondo Filippo, è proprio anche il quando è successo tra Natale e Santo Stefano, che è un periodo in cui dovrebbe vigere questo senso di pace collettiva, almeno sì, nel cuore delle persone. Certo, sì, è significativo anche questo perché appunto il periodo natalizio in qualche modo rappresenta una sorta di tregua, quantomeno una tregua nelle tensioni familiari, personali e sociali. Avevamo sperato in una tregua anche nella guerra in Ucraina, ma purtroppo non è stato possibile. Però nella nostra cultura, nel nostro immaginario, il Natale rappresenta un po' anche questo e questo rende ancora più grave il gesto che è stato compiuto. Filippo, da Bassano del Grappa, da Viale dei Martiri, è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Vanzato per questo collegamento con la collaborazione tecnica di Renzo Rigon. Ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Nuovamente in diretta con Focus TG, circa mezz'ora fa ci eravamo collegati a Mestre con Anna Maria Parisi per l'allarme lanciato dagli esercenti della provincia di Venezia sulle feste non autorizzate, le feste abusive. Un altro pericolo dal quale bisogna stare attenti a Capodanno è quello dei botti. Noi adesso ci colleghiamo invece da Mestre, andiamo a Treviso dove c'è per noi Lucio Zanatto proprio per parlare di feste in sicurezza. Lucio. Sì, buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, anzi scusate, di Rete Veneta. Sì, parliamo di botti, però prima di parlare di botti parliamo invece di sicurezza perché è passato Natale, Santo Stefano, sono con il comandante della polizia locale Patrick Antonello e quindi la prima domanda è: com'è andata sotto il profilo di sicurezza? Direi che le due giornate, in particolare di Natale e Santo Stefano, sono state due giornate serene per le quali non ci siamo dovuti occupare ed impegnare su situazioni particolarmente ardite o complicate e quindi diciamo è andata bene. Anche sotto il profilo della viabilità non ci sono stati incidenti importanti? Qualche piccolo incidente c'è stato, ma nulla di grave fortunatamente. Ecco, questo per quanto riguarda, diciamo così, il giorno di Natale. Voi comunque avevate intensificato le pattuglie? È proprio così e come avevamo annunciato abbiamo intensificato la nostra attività, in particolare nei luoghi di aggregazione, nelle piazze, e con la nostra presenza, in particolare anche con servizi appiedati, ma abbiamo intensificato anche lungo le strade cittadine, in particolare quindi con controlli stradali che in funzione, diciamo, preventiva rispetto agli incidenti. Senta, ma avete fatto anche controlli con gli etilometri, visto che sono stati pranzi, cenoni e pranzi di Natale abbondanti, qualche controllo l'avete fatto? Il controllo con l'etilometro è ormai, diciamo, la prassi, quindi li abbiamo fatti, assolutamente sì, e questo ci permette di lavorare veramente con la possibilità di togliere le strade
potenziali pericoli. Anche perché il sindaco durante la rassegna di fine anno ha detto che avete aumentato notevolmente, arrivare più al 248%, addirittura raddoppiato, quasi triplicato i controlli, ma poi i risultati sono arrivati? Allora, confermo che abbiamo più che raddoppiato i controlli, in particolare con l'etilometro, e questo inevitabilmente ci ha permesso di individuare persone alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche, quindi guida in stato di ebbrezza, e questo necessariamente poi porta anche al ritiro patenti, numero quindi di patenti ritirate purtroppo in aumento. Ecco, i dati li darete mi pare verso metà gennaio, perché so che dovete elaborare il fine anno, però quindi un consiglio dal comandante per chi poi ad esempio arriva alla cena di fine anno o comunque sta con gli amici, si sa, come dire, è un momento di allegria, si stappa qualche bottiglia in più, qual è il consiglio? È proprio così, deve essere un momento di festa e di allegria per tutti, ma anche di sicurezza, soprattutto poi quando ci si rimette per strada, chi guida un veicolo deve essere assolutamente sobrio, quindi non deve aver bevuto. Se si vuole bere, se si vuole far festa, lo si faccia pure, ma si individui nel gruppo chi per l'occasione rimarrà sobrio in maniera tale da poter portare a casa tutti in sicurezza. Oppure tenersi un etilometro in macchina, fare un controllo e se si vede che si è, come dire, fuori, fermare la macchina, uscire dalla macchina e aspettare che le cose cambino. Questo lo metterei in seconda battuta. Prima di tutto, se possibile, cerchiamo di far guidare chi non ha bevuto per nulla. Anche perché poi se uno viene pizzicato sono guai seri. Diciamo sicuramente sì, guai importanti, sicuramente sempre ritiro patente, e poi a seconda del livello di alcolemia, cioè di quantità di alcol nel sangue rilevato, ci potrebbe essere non solo la sanzione amministrativa ma anche la denuncia penale. Quindi attenzione, questo per quanto riguarda così il San Silvestro a tavola. Poi c'è il San Silvestro invece con i botti, perché Treviso ha deciso di ripetere l'esperienza degli anni scorsi per quanto riguarda l'utilizzo di petardi e quant'altro, cioè dal 30 di gennaio fino dal 30 di dicembre fino al 7 di gennaio, anche quindi nei prossimi giorni, avremo una nuova ordinanza sindacale che prevede il divieto di utilizzo di botti, mortaretti, fuochi d'artificio, razzi, tutto ciò che è materiale esplodente che nell'esplodere può provocare un botto. Questo perché? Perché vogliamo tutelare assolutamente le persone, in particolare poi gli anziani e anche gli animali. Per sindacale intende del sindaco, non dei sindacati, questo che sia sottolineato naturalmente. Corretto. E poi un'altra domanda, ma se poi mio figlio invece si compra i botti magari in internet e poi fa saltare, cosa succede? Rispondo io. Sì, è proprio così, la sanzione prevista è una sanzione amministrativa, nel caso sia commessa da un minore c'è sempre la responsabilità imputata indotta su un maggiorenne esercente la potestà genitoriale, e di conseguenza anche una sanzione amministrativa pecuniaria, cioè una multa sostanzialmente, se vogliamo dirle in termine non tecnico, da pagare, più un sequestro finalizzato alla confisca del materiale esplodente. Quindi niente botti per sicurezza nostra, per sicurezza dei nostri animali e anche per sicurezza del nostro portafoglio. Se ho ancora un minuto, se mi dai ancora un minuto, parliamo anche di Panevin. Certo. Ok, allora per ultimo il Panevin interessa a tutti, perché il Panevin è diffuso non solo a Treviso, non solo nella Marca trevigiana, ma è diffuso in gran parte del nostro Veneto. Qui a Treviso che idea c'è? Qui a Treviso al momento l'amministrazione sta prendendo delle decisioni. In questo momento da quello che so non c'è ancora nulla di definitivo, quindi siamo ancora in attesa di elementi più chiari che potranno essere dettati probabilmente anche dalla qualità dell'aria. Appunto, quindi controlleremo i primi giorni dell'anno la qualità dell'aria e poi il sindaco deciderà. Grazie al comandante Antonello, a te la linea. Grazie a Lucio Zanato per questo collegamento in diretta da Treviso. Noi voltiamo pagina e parliamo di economia. I piccoli e medi imprenditori fanno il punto sulla situazione del 2025, un anno che ha vissuto forti contrasti, ma che ha anche visto però una conclusione positiva. È stato un anno ancora incerto, non facile, è stato un anno in cui l'economia è ancora in una situazione un po' complicata, in cui l'industria è ancora in sofferenza,
abbiamo visto molte crisi aziendali, molte difficoltà, però è un anno in cui abbiamo visto anche l'inversione di tendenza, quindi il calo della produzione industriale che durava ormai da gennaio 2023 verso metà di quest'anno si è interrotto, quindi con il terzo trimestre del 2025 abbiamo visto il primo incremento della produzione industriale sul periodo precedente, quindi questo è un segno sicuramente positivo. Un segnale debole ma positivo, un cambio di tendenza che fa ben sperare i piccoli e medi imprenditori di Confapi. Il 2025 ha visto ancora incertezza con venti di guerra che soffiano sempre più forti. Tra i problemi che le aziende riscontrano sicuramente quello del credito. C'è un tema di cultura finanziaria in azienda che deve crescere, che noi stiamo contribuendo, diamo una mano ai nostri associati a crescere in questo senso. C'è un tema di difficoltà economica per cui è un po' più difficile l'accesso al credito quando l'azienda è in sofferenza. Ci sono le banche che hanno una serie di vincoli a livello anche europeo molto importanti, molto pesanti, e c'è un'incertezza anche degli operatori economici, delle imprese che nei momenti di difficoltà magari sospendono gli investimenti o rallentano o li fanno con più indecisione, quindi rallenta anche la domanda al credito, quindi sono più fattori che concorrono a questo fenomeno che dura ormai dal 2011. Aziende che però faticano a chiedere denaro alle banche. Però spesso e volentieri proponiamo anche dei plafond interessanti in determinati ambiti e magari non vengono accolti, non vengono richiesti, non vanno a buon fine proprio perché non c'è una richiesta così forte, esplicita di credito. È ovvio che poi chi chiede credito deve avere anche il merito creditizio, deve avere i requisiti per poter accedere al credito. Le prospettive per il 2026 sono comunque buone. Sono ottimista perché ho visto segni di ripresa della produzione industriale, il calo che ormai si protraeva da 30 mesi non poteva continuare così tanto, si sono svuotate le filiere che adesso si stanno riempiendo, secondo me sta ripartendo molto lentamente, in modo ancora un po' incerto, tutto il ciclo economico. Arrivasse alla fine della guerra in Ucraina, io credo che ci sarebbe un momento di slancio straordinario sia a livello europeo ma anche mondiale. Confapi intanto ha presentato la nuova sinergia con Usarci Ara, l'associazione di categoria degli agenti di commercio. Beneficia ai nostri iscritti, gli agenti di commercio, perché ci permetterà di fare squadra, fare sistema con gli amici di Confapi, così da poter proporre dei servizi più aggiornati, più all'avanguardia, perché gli agenti di commercio sono ditte individuali. È un 2025 che dal punto di vista economico si chiude con molte crisi aziendali ancora aperte, un 2026 all'insegna dell'incertezza. Il quadro tracciato dalla CGIL di Treviso. Noi abbiamo ad oggi la percezione che molte aziende chiuderanno durante le feste e questa non è una notizia buona, vuol dire che molti stanno aspettando di vedere cosa succede nel 2026. Chiusure prolungate rispetto ai giorni previsti e questo in attesa di capire come si aprirà dal punto di vista delle commesse 2026. Dall'osservatorio della CGIL questa sarà la decisione che prenderanno alcune aziende durante queste festività natalizie. Tante chiusure vengono fatte nell'attesa di capire come si apre la richiesta di lavoro, nel senso che arrivino gli ordini per fare le produzioni, perché la situazione è un po' d'attesa per tanti. A pesare il clima di incertezza che ha caratterizzato il 2025 con un'economia italiana strettamente legata agli scenari internazionali tra dazi americani e mercato russo. C'è il rischio che la cassa integrazione continui a essere utilizzata in modo sproporzionale. Noi abbiamo visto nel 2025 c'è stato un aumento di utilizzo di ore di cassa integrazione. E questa è una modalità, anche qui, va benissimo per un piccolo periodo per l'azienda perché risponde all'esigenza di difficoltà temporanee. Però se poi continua a strutturarsi per la quale l'azienda ha necessità di avere continuamente cassa integrazione, vuol dire che l'azienda non ha opportunità di risollevarsi. Un anno complicato, quello che sta per chiudersi, con numerose crisi aziendali che hanno investito anche importanti realtà del territorio, maggiormente colpiti i settori del manifatturiero, metalmeccanico e tessile. Arriveremo a fine anno con ulteriori riorganizzazioni in alcune realtà. Quindi è sicuramente un anno complicato. C'è l'esigenza. Ci fermiamo per una breve pausa, ci rivediamo tra pochissimo.
Bentrovati ancora a Focus TG. Anche quest'anno il Veneto si è confermata una delle regioni più dinamiche nei consumi per le feste natalizie. La spesa ha toccato i 2,2 miliardi di euro. Cresce la ricerca di prodotti e regali artigianali. L'analisi di Confartigianato Veneto. A Natale il Veneto è arrivato con il portafoglio aperto e voglia di autenticità. La spesa delle famiglie per il mese di dicembre tocca quota 2,267 miliardi di euro, l'8,5% del totale nazionale. Un dato che fotografa un mercato vivace dove la componente artigiana gioca un ruolo decisivo nella qualità dei prodotti, nella personalizzazione e nell'identità territoriale. Prodotti di qualità, tanto che questi prodotti recentemente sono stati anche riconosciuti dall'UNESCO, quindi motivo maggiore per andare ad acquistare e consumare prodotti italiani, da quello che riguarda l'enogastronomia piuttosto che tanti altri prodotti come regali. La parte più consistente del budget, 1,4 miliardi, riguarda alimentari e bevande. Altri 844 milioni si indirizzano invece in acquisti tipici del periodo: moda, benessere, oggettistica, libri, giochi, arredamento e cura della persona. Ed è proprio a dicembre che si concentra infatti il picco dei consumi, un più 28,8% di vendite al dettaglio rispetto alla media degli altri mesi del triennio 2022-2024. Il consumo di prodotti, quindi di servizi, in questo caso che riguardano la persona, anche in questo caso bisogna andare da figure professionali che abbiano fatto dei percorsi, che abbiano una sede, che siano regolari in tutto. Ecco perché gli artigiani rappresentano questa regolarità e questa capacità di fare servizi di alta qualità e quindi che sappiano valorizzare il loro prodotto, ma soprattutto dare una garanzia alle persone che ne usufruiscono. Non si è fermata l'attività di Telefono Amico neanche durante queste festività natalizie ed c'è stato un boom di contatti da parte di giovanissimi al numero WhatsApp. Molti ragazzi, anche i più giovani, quindi di 15-18 anni, ci dicono: io chiamo Telefono Amico perché sono entrato nella chat, insomma, in una delle modalità di comunicazione con l'intelligenza artificiale, e ad un certo punto l'intelligenza artificiale mi ha detto di comunicare con noi. Non sentirsi compresi, ma sentirsi soli, non capiti, al punto da spingersi a trovare nell'intelligenza artificiale l'unico canale di comunicazione. A raccontare questo nuovo aspetto del disagio giovanile, Telefono Amico, che proprio per rispondere ai bisogni dei ragazzi ha istituito il servizio WhatsApp, letteralmente preso d'assalto nel post-Covid. Quando i giovani cercano un sostituto nella comunicazione con l'intelligenza artificiale, qui qualche domanda ce la dobbiamo fare un po' tutti. Nel 2025 i contatti al Telefono Amico di Treviso sono stati 7.045, di questi il 10% è rappresentato dai giovani tra i 19 e i 25 anni, il 5% tra i 15 e i 18 anni. In quest'ultima fascia il 30% ha manifestato difficoltà relazionali, percentuale che sale al 36% tra i 19 e i 25 anni. Telefono Amico nelle festività natalizie ha mantenuto le sue linee sempre attive proprio per stare accanto a chi si sente solo o in difficoltà, e ad emergere tra i ragazzi sono proprio le difficoltà esistenziali. I giovani hanno bisogno di essere ascoltati e non giudicati. Malessere che si concretizza con gli accessi dei più giovani ai pronto soccorso. Questi giovani si presentano al pronto soccorso carichi di ansia e cominciano ad intraprendere dei percorsi di cura a volte anche pesante. A preoccupare poi nelle chiamate al servizio i pensieri suicidari manifestati dai ragazzi. Cominciano a pensare che la possibilità di uscire da questa sofferenza così grande che gli dà la vita è il suicidio, per arrivare poi a chi anche ha un'idea positiva del suicidio, cioè quasi un'esperienza eccitante, e lì stiamo molto avanti. E ora, a proposito di giovani, vi raccontiamo il bel gesto di un calciatore dell'Union Pro di Mogliano che stava per andare a rete a porta vuota, ma avendo visto un avversario a terra infortunato ha buttato la palla fuori.
A 20 metri circa dalla porta, il difensore che correva a fianco a me, il numero 6, per intervenire, per fermarmi dall'azione che stavo andando in porta, si accascia e urla dal dolore, dove aveva, penso, uno strappo alla coscia destra, e io distinto, senza pensare 2 volte, ho depositato la palla fuori. Un gesto di fair play sportiva. Mattia, che poteva andare in porta e segnare, ha scelto di fermare il gioco buttando il pallone fuori e consentendo così ai medici di entrare in campo e soccorrere l'avversario. È successo durante la partita del campionato di promozione tra Union Pro e la Rocca Monselice, disputata a Preganziol. L'azione poteva portare ad un 2-0, ma il calciatore 21enne veneziano, alla seconda stagione all'Union Pro, non ci ha pensato 2 volte. Mi è proprio naturale, distinto fermarmi, anche perché sin da piccolo mi hanno insegnato questo, adesso anche all'Union Pro mi hanno insegnato questo, quindi è stato tutto naturale, ecco. Un gesto encomiabile che ha guadagnato l'applauso del pubblico presente, ma tutti avrebbero agito allo stesso modo? Non so, però secondo me dovrebbe essere la normalità che si vede in ogni partita, quindi spero che, diciamo, da questo episodio molti prendono spunto, ecco. Il plauso anche del sindaco di Mogliano, Davide Bortolato. Ci tenevo a fare direttamente le congratulazioni a Mattia per il bellissimo gesto che ha fatto, un gesto di grande sportività che dimostra tutti quelli che sono i valori dello sport che vengono insegnati qui a Mogliano. Tra l'altro siamo città europea dello sport anche per questo, per i valori che esportiamo. Quindi è stata una partita alla fine pareggiata, ma sicuramente l'abbiamo vinta e l'ha vinta Mattia. La partita è finita 1-1. Se Mattia avesse segnato quel gol a porta vuota, avrebbe raggiunto il comando della graduatoria dei marcatori trevigiani, ma lui ha vinto la partita più bella, quella dei valori e dello sport. E continuiamo a parlare di Natale anche con il prossimo servizio. Questo villaggio di Natale è stato realizzato interamente da noi dipendenti come attività di team building, per stimolare la creatività e lavorare insieme in modo diverso. È stato un primo momento molto partecipato in cui ognuno ha contribuito con le proprie idee. Un paesaggio innevato, sullo sfondo le montagne e poi le luci e gli addobbi natalizi a fare da cornice a momenti di vita quotidiana. Dalla giostra dei cavalli ai negozi tipici, dalla seggiovia al trenino, tutto rigorosamente in movimento e naturalmente Babbo Natale. La creazione è stata realizzata dai dipendenti di un'azienda che si occupa di marketing all'interno della sede di Carbonera. Non solo l'occasione per addobbare gli spazi per le festività natalizie, ma un momento per ritrovarsi tra colleghi al di fuori delle normali mansioni e fare squadra, creando un clima che va al di là del semplice rapporto di lavoro. Nei giorni scorsi poi le porte dell'azienda si sono aperte anche alle famiglie e ai figli dei dipendenti. I bambini hanno potuto visitarlo, incontrare Babbo Natale e lasciargli la loro letterina. È stato per noi un modo semplice e autentico per unire lavoro, creatività e famiglia e per condividere lo spirito del Natale che sentiamo molto, come persone prima ancora che come azienda. Era questo l'ultimo servizio di questa edizione di Focus TG con la regia di Edoardo Paris e Tommaso Migotto. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta questa sera a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa e a seguire il telegiornale di Vicenza. Grazie per averci seguito e arrivederci.